I carabinieri del ROS hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara, che avrebbe prestato la sua identità al boss Matteo Messina Denaro. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Bonafede ha acquistato, per sua stessa ammissione, la casa di Campobello di Mazara in cui Messina Denaro ha trascorso l'ultimo periodo della latitanza e gli ha fatto comprare la Giulietta sulla quale viaggiava. Io mi trovo condannato perché i miei genitori sono calabresi. Ha reagito così un 49enne pluripregiudicato a Seregno quando i carabinieri lo hanno rintracciato in casa per arrestarlo. L'uomo deve scontare 7 anni di reclusione in virtù di condanna definitiva per associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, ricettazione, estorsione e rapina. Si tratterebbe di reati commessi tra il 2011 e il 2013 in Lombardia, con l'aggravante di aver utilizzato il metodo mafioso. La città di Modena si è recentemente dimostrata aperta ad iniziative che coinvolgono tantissimi ragazzi in attività ludiche, culturali, ma anche di apprendimento specifico di determinati settori. Per il progetto di marzo la protagonista sarà la musica. Con il corso Inside Live tutti gli appassionati avranno la possibilità di avere una formazione tale da essere inseriti più facilmente nell'ambito del lavoro aziendale, ma anche da fornire gli strumenti utili per diventare sviluppatori di progetti imprenditoriali autonomi. L'obiettivo del corso, a cui seguirà una selezione pregraduatoria, è quello di formare figure professionali in grado di ideare, pianificare, organizzare e gestire spettacoli site-specific di musica e di media arts. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 febbraio e gratuiti per tutti i cittadini residenti in Emilia-Romagna. Quest'anno la Primavera a Siracusa volerà già nel giorno di San Valentino. La Casa delle Farfalle torna dopo qualche anno di assenza per far emozionare tutti i visitatori che si recheranno presso il giardino d'inverno per osservare queste meravigliose creature dei variegati colori. Il progetto di divulgazione naturalistica è anche un'esperienza didattica per le centinaia di studenti che in questi anni hanno visitato la struttura. Attraverso la bellezza delle farfalle è possibile apprendere in modo interattivo e divertente il loro ciclo di vita, la loro biologia e il loro importante ruolo nell'ecosistema. Durante la visita degli esperti naturalisti saranno a disposizione per tutte le spiegazioni scientifiche e tante curiosità. Si tratta di un'esperienza organizzata in una città come Siracusa, la quale vanta già una ricca offerta turistica e che dunque costituisce un motivo in più per fermarsi un giorno e apprezzare la bellezza della natura.